quando a quegli anni là l'unica scuola accessibile alla mia famiglia era quella. No, mi è piaciuto e ho fatto tutta la mia carriera, tutta sempre in miniera. 32 anni ho fatto dopo, quindi mi è attaccato insomma il lavoro e il tipo di studio. In Tunisia, con lo Stato tunisino, in una miniera di piombo e zinco, a Sulfuri, sì, nella zona di Sud Kemis, sono stato là 2 anni, si scendeva in sottosuolo, in quei pozzi, con le gabbie, però il problema grosso là era il calore. Là c'era insieme della pirite che ossidava molto, certo nelle fronti cieche d'avanzamento c'erano 50 gradi di caldo e allora insomma bisognava spogliarsi mano a mano che si andava avanti e dopo nel ritorno aspettare di passare, insomma di asciugarsi perché alle stazioni del pozzo per l'uscita e dei livelli era molto freddo insomma, perché c'erano 2 pozzi, la miniera a 2 chilometri di distanza e aveva un collegamento intermedio a metà tra i livelli con una discenderia per la sicurezza nell'eventualità che i pozzi non funzionassero, si poteva uscire da là anche. Mi aspettavo, cioè, niente di particolare perché non sapevo la miniera com'era, non avevo vissuto in miniera prima di allora, quindi dico certo non sarà, sì, andare in sottosuolo così, insomma non sarà facile, sarà dura, ma io ero abituato a una vita abbastanza dura, quindi perché prima che andavo a scuola, l'estate andavo in maglia, 10 stagioni ho fatto, quindi ero abituato a lavorare, a fare, a brigare, insomma non mi faceva paura il lavoro. In effetti c'era sì, ma è stata un'esperienza utile, dal lato umano e dal lato lavorativo, insomma, ho imparato molto io. Sono venuto a casa e un collega, sempre più anziano di me, che è morto adesso tra l'altro, mi ha detto vuoi venire a Bergamo? Io, sì, in una miniera di barite. Allora dico vabbè, dimmi come cosa, insomma no? E ho amato l'indirizzo del datore di lavoro, chiamo, mi ha dato il telefono, lo chiamo e mi ha detto sì, vieni a Bergamo, prendi la corriera, perché non avevo mezzi, vieni a Piazza Brembana, che è il centro più importante nell'Alta Val Brembana. E là c'era lui a aspettarmi con la corriera che arrivavo e sì, mi ha portato in ufficio. E così adesso ti porto là dove dormi, nell'albergo, e domani, allora vieni e ci vediamo, insomma, ne parliamo, ti porto a visitare il cantiere, ti porto, insomma. E vabbè, e così ho fatto, e la mattina dopo, preso su, mi porta a vedere la miniera, a vedere l'impianto dove c'era una classificazione un po' per volume, no? Un vaglio e una cernita a mano
per tirare fuori qualche pezzo di sterile, perché il minerale era buono veramente. E sono andato in miniera anche a visitare dove c'era questa grossa lente che era veramente eccezionale. E là ho cominciato a mettere i stivali e andare a lavorare, sono su in miniera, la mattina facevo il giro in miniera, andavo nelle coltivazioni perché si abbatteva una camera e magazzino, no? Nelle fette all'interno della camera, sotto si tirava solo l'aumento di volume e il resto rimaneva là per poter forare sempre salendo. E dopo uscivo, si dava un'occhiata, insomma, a tutto, la teleferica c'era che portava giù, il camion che faceva la spola tra il silo della teleferica e l'impianto che era su 1 chilometro sopra, più su. E dopo andavo su all'impianto a vedere un po' là perché insomma di fare la produzione, perché era fatta ma bisognava fare qualità perché sa, dove si vendeva non è che cercavano sempre la qualità perché è logico. E noi là facevamo prodotti per la chimica e dopo facevamo una graniglia per le ferrovie sui contrappesi per tenere in tensione i cavi della ferrovia che mettono su i blocchi, sono di barite. E dopo sì, lo davamo delle ditte che facevano i contrappesi per le lavatrici, per vibrazione. Ecco, e facevamo quel lavoro là, insomma, sì, andava bene. Dopo ho avuto un po' di desidi il principale, e ho detto no, non mi va, perché se si lavora in armonia si lavora, se no non va bene, no. E allora veniva sempre un altro collega che faceva il caposervizio alla Montejo di Camerata Cornello, là sempre in provincia di Bergamo, sempre in Val Verbana. E veniva, perché là trovavo anche dei cristalli, no? E allora probabilmente veniva per trovare i cristalli, per se li davo, e li ho dati di quelli bei proprio, geminati, insomma, non era facile trovare, di fluorite, di barite. E dopo mi ha detto, vuoi venire a lavorare con noi, con la Montejo? E dico, dove? Perché insomma, a me interessa però, non so dove mi mandate. Ah, ti mando sempre qua in provincia di Bergamo, a Collere, in Val di Scalbe, su alla Presolana. Vabbè, dico, possiamo provare. Allora mi ha mandato a Milano a fare le visite e tutto, deciso tutte sì, le condizioni, sono partito, sono andato su a 1800 metri. Da Collere da 1000 si faceva 800 metri di salita a piedi, insomma, per un sentiero. Ma l'estate, insomma, finché non c'è la neve, ma quando c'è la neve, le dura, poi è il pericolo di valanghe quando nevicava, perché dopo si stava su tutta la settimana là, si andava il lunedì, si scendeva il venerdì. Insomma è stata dura, era dura perché poi il turno di lavoro era uno solo, dalle 6 alle 2, e dopo facevano un sonno e dopo venivano e cominciavano a bere. Insomma, la sera dovevo fare, ma non avevo paura, quindi dicevo adesso a dormire immediatamente. E dopo qualcuno reagiva, lo prendevo per il collo. Ah no, là non c'è mica da scherzare, non c'è da avere paura, perché se hai paura non ti fanno niente, ma ti dicono, guarda, zitto perché sennò ti diamo, perché è così, E allora, tutto a posto, e dopo, la mattina, quando andavano in miniera, scendevano da una scala interna
e andavano subito in galleria artificiale e dopo prendevano quella naturale. E allora andavo là dove preparavano le lampade, no? A guardarli in faccia. Ah, li hanno fermati ancora, io te adesso vai a dormire, non vai a lavorare. Arrabbiatissimi. Funziona così, se ti va, e se no, là è sentiero, ti prendi i tuoi stracci e vai a casa. Stop. Ti prenderò giù in paese. Sì, dico stai attento però, che potresti prenderle, invece che darle. Una volta due ragazzotti, insomma erano giovani, avevano 22-23 anni, che erano su a lavorare. E l'estate c'era il pastore con le pecore e gli asini, e loro hanno preso l'asino, sono saliti su, giravano questo asino dove c'erano i binari che usciva, dove c'era la discarica. Insomma, uno è scivolato, ha battuto giù la testa sul binario, no? Ma aveva fatto proprio un taglio profondo quando andavano a dire. Allora subito su, portato su dove avevamo la cucina, medicato, insomma disinfettato e medicato, ho chiamato Ponte Radio, dico guarda che è successo questo e questo giù, chiamate l'ambulanza che sia pronta là dove arriviamo giù. Col sentiero ho preso 8 volontari con la tabola, no? Si carica su e giù, e boom, insomma, e dopo continuavo a chiamare e non li vedo ancora, non li vedo, ma allora, cominciavo anch'io a avere pensiero perché dopo sì, sono là, li ho visti, bon, allora se sono arrivati giù, dopo gli ho detto, sì, ho chiamato ancora una volta per sentire cosa dicevano all'ambulanza, sì, cosa hanno detto, insomma, era ancora cosciente, insomma, quindi l'hanno portato all'ospedale, guarito e beh. Dopo torno a lavorare e un giorno vado giù attraverso i vuoti delle coltivazioni perché sennò, perché sono furbi, e lui là, vado giù e lo vedo sotto che dormiva, no? Allora dico, adesso ti sistemo. Perché non lo voleva nessuno a lavorare in compagnia, in coppia, perché non faceva niente. Ma loro non dicevano niente i suoi minatori, diciamo, lui faceva l'aiutante. E dico, ti sistemo io, perché non può andare così, non può uno lavorare per te. Allora vado giù, lo vedo, vado giù, gli do una pedata nel sedere, no? E dico, cosa fai? Dormi? No. Adesso prendi e vai immediatamente fuori e mi aspetti fuori, che io devo finire il giro dei cantieri. E vado fuori, adesso sei licenziato, subito. E lui dice, sì, ti metto a posto io, ti sistemo. Sì, dico, vabbè. Vai giù, intanto vai in ufficio giù, e io intanto parlo tutto, e lui ti sistemerà tutte le carte che servono, l'impiegato amministrativo, e buon. Un giorno sono giù in paese, giù dentro, mi fermo al bar là a bere qualcosa, e sono dentro i 2 soci. E non c'era nessuno, no? E ho visto io che mi guardavano, dico, Mario stai attento perché qua si mette male, vogliono picchiarti. Allora, gli ho detto, e anche lo stiere, insomma, diciamo, no? Il barista, ti teneva a parte allora. Dice, insomma, cercare di sentire. Allora ho detto, qua bisogna reagire immediatamente. Sono salito su un tavolo, ho preso una sedia, dico, venite qua, dai, avanti.
Dico, il primo che si presenta che stacca la testa. E lui, sono stati là un'oretta a provare, ma... E dopo ha detto, vieni giù che facciamo la pace. No, dico, io pace non devo farla con nessuno. Siete voi che siete fuori la strada, no io. E insomma, vabbè, andiamo giù, siamo stati là tutta la notte, dopo siamo diventati amici, a me, e anche il barista mi ha detto, te di non fare più che ti affari qua, cerca di essere, spartire le persone, no? Aizzarle. Insomma, boh, è così è capitato, ho capito? Là, sulla miniera ha preso lana. Là era così perché la miniera era isolata a 1800 metri, là era, sì, era proprio una situazione da carcerati, diciamo, tanto per rendersi conto. E così, e dopo da là, però l'altezza, e forse anche io mi scaldavo troppo, mi prendevo troppo a cuore il lavoro, ho avuto un disturbo al cuore, no? E allora, quando sono andato dal cardiologo, mi ha detto, no, lassù non dovresti più lavorare. Dico, ma sa, è facile a dirlo, ma io ho bisogno di lavorare perché avevo una famiglia già. Allora, la società ti trasferiamo in Sicilia perché là è in castigo, no? Perché, cioè, fanno apposta. Sono andato giù, ho preso il trasferimento, tutto, e da laggiù ho chiamato su, ho trovato un lavoro e gli ho detto, lasciatemi andare via subito. No, tutto il preavviso mi hanno fatto fare. Vabbè, ma la mattina passava il treno a un quarto d'ora dopo, perché faceva la notte anche laggiù. Passava il treno e dovevo perdere un po' di lavoro, mezz'ora. E gli ho detto a uno, mettimi dentro la scheda, nella timbratrice, ma poi, no, io non, avevo già preparato tutto, sono andato giù, ho lasciato là la scheda, ho preso le mie valigie, sono andato là, montato sul treno, sono venuto a Milano, Bergamo e a casa. Boom. E così ho fatto. E là ho trovato un lavoro ancora sempre a Bergamo, provincia di Bergamo, sempre in Val Brembana, sulla fluorite invece, a Zogno. E allora ho cominciato là, era proprio l'inizio, c'era niente, c'era da cominciare, c'era sti affioramenti di fluorite e cominciamo qua, facciamo una galleria qua e difatti c'era il minerale. Dopo hanno fatto un altro, c'era il minerale, insomma. E ho lavorato 3 anni là. E dopo, anche là, uno dei principali che veniva tutti i giorni, non andavo d'accordo, insomma. E allora ho detto qua, bisogna cambiare. È subentrato 2 fratelli dalla Germania, che erano italiani ma sono stati presi prigionieri durante la guerra, si sono fermati là, hanno avuto fortuna, hanno preso loro e mi hanno detto stai qua, dove vuoi andare? E dico, allora, va bene, dico sto qua. E sono stato là ancora 2 anni con loro. E loro avevano tutta un'attività grossa in Germania, ma mi trattavano bene loro, insomma, era soddisfazione anche a lavorare, insomma, ecco. E sono stato 2 o 3 volte in Germania a avere e dopo, insomma, abbiamo fatto diversi lavori. Dopo abbiamo preso la miniera di Prestavel,
che c'era ancora minerale, ma la Montelli lo aveva abbandonato, ormai stava chiudendo tutte le miniere, e noi avevamo preso quella e un'altra a Torgola, in Valtrompia, in Brescia. Bene, là ho cominciato, sono andato su, abbiamo ampliato il stabilimento, abbiamo fatto dei grossi lavori. E dopo là c'era il tecnico che lavorava in miniera, che era un collega, gli hanno chiesto se si fermava ancora, lui ha detto sì, e hanno raggiunto la cosa, si è fermato, io seguivo quello che era l'impianto di arricchimento della fluorite, però quando lui andava in ferie così andavo su io in miniera anche, no? A seguire le cose, e là finché è successo il disastro di Stava, io ero là, sì, sono stato uno che dopo sono stato assolto, ma mi hanno messo in galera, mi hanno arrestato dopo 10 giorni e dopo ho fatto il processo e mi hanno assolto per non aver commesso il fatto. Noi avevamo fatto le cose bene, perché a noi era stato dato tutto in concessione dalla provincia, no? Era proprietaria, era tutta la provincia, non eravamo noi. Ebbene, a posto là, dopo là è stato chiuso, dico qua siamo sempre a tanti del mese, qua bisogna cercarsi ancora un lavoro, ma però mi avevano mandato giù a Bergamo, a Tonio, che là avevano messo insieme, compravano del minerale loro dalla Spagna e dopo miscelavano, facevano, dopo c'era un forno per asciugare i fili, no? E allora mi ha detto si segue un po' questo lavoro, insomma, ma dico sì, adesso lo faccio, però non, insomma, non è il mio lavoro, no? Allora, boh, e da là che ero là, ma uno mi ha detto, guarda che cercano, che dopo sono andato a Torgola a mettere a posto l'impianto là, e dopo li ho messo in marcia, e dopo un tecnico che era là mi ha detto, guarda, cercano uno su a Vipiteno, vicino a Vipiteno, per aprire la miniera, una. Ecco, ma li chiamo, faccio un incontro, vado su, mi portano a vedere cosa fosse stato da fare secondo loro, insomma, o chi per loro che avevano. Sì. E vado su, discutiamo, parliamo, dico sì, vengo. Appena mi lasciano i miei, che posso liberarmi, vengo. Se mi fanno fare preavviso, devo farlo perché è così. E allora ho fatto un po' di preavviso, non neanche tutto, ma allora li ho chiamati, guardi che io sono disponibile tal giorno. Ah bene, venga qua, ci troviamo là dove c'era stabilimento. E boh, là siamo andati su dove doveva venire la miniera. E a 1740, dopo c'era un altro cantiere a 1000 metri. E siamo andati lassù e dopo abbiamo fatto. Là ho fatto un grande lavoro. È una miniera che va ancora adesso, a pieno ritmo. Sì. Carbonato di calcio, puro al 99,9%. Fantastico. C'erano 3 banchi da 40 metri, con immersione verso nord, ma il problema c'erano delle fratture che erano rotto, nord-sud.
E là a nord c'era il contatto, no? Di questi banchi. E correva acqua. Allora, no, vi racconto l'ultima, sì, che mi è capitato là, perché dopo là ho fatto la miniera, come si deve, ho fatto il progetto, ho fatto tutto, la coltivazione, che è ancora quella adoperano, che io gli ho telefonato al direttore che c'è adesso. Dico, basta, cambia, fai questo. Le ho fatto io un progetto nuovo per migliorare la produzione, ridurre i costi e migliorare anche la qualità del prodotto. Ma insomma, vabbè, faranno quello che vogliono. E là, che porco cane. Allora, c'era da fare una rampa di collegamento tra 1000 e 1740. E là io avevo fatto il progetto e avevamo iniziato a farla, avevamo già collegato un pezzo, tagliato fuori una frazione, già tutto il sotterraneo, già fatto. E su, e dopo, in quel momento io ero andato in pensione e lavoravo come consulente. Ma io gli ho detto all'amministratore giù a Milano, o mi lasciate fare, e se no non sto qua a fare il pipot. Attacchiamo questa rampa e lui viene in una ditta austriaca a fare la rampa. E ho detto no, io non seguo questa gente perché queste non capiscono, però non sono abituati con le gallerie, io capisco, gli danno una direzione, ma là non c'è direzione da dare, là bisogna seguire i banchi. Insomma, non è difficile, però bisogna avere il pallino di queste cose. Allora, ho visto che no, tagliavano tutto, dico no, me ne vado. E infatti sono andato giù, datemi qua le mie cose e arrivederci. Ma io avevo nel progetto, avevo scritto che c'erano delle grosse faglie, c'erano le acque dall'altra parte, dico se le tagliate guardate che vi viene dentro l'acqua, non stai pensando che non vi venga, anche se sono metri e metri, sì erano 200-300 metri di pacco, ma... E allora, e questa è grossa, allora, c'era un ingegnere austriaco, perché loro sono tutti ingegneri, ma hanno studiato meno di noi. E gli ho detto, guardi che l'acqua. Allora ha fatto venire giù 2 geologi da Austria e ha detto, l'acqua qua non c'è. Sono andati su, sono arrivati su, gli è venuto dentro l'acqua, è andata giù per i prati, ha inghiaiato tutti i prati ai tedeschi che vivono sui prati, perché loro là li tengono come me. Insomma, hanno speso 700 milioni di danni. E dopo un giorno vado su e lo trovo e gli dico, ingegnere, ha visto? Lei non è il suo mestiere questo, cambi mestiere. E dopo io avevo lasciato, perché la lavorazione va in contemporanea, bisogna fare i tracciamenti delle gallerie, preparare le camere, dove si fanno le camere, allora si prende dopo un po' di produzione da qua e si mescola anche per avere un prodotto omogeneo, costante. No, svuotare le camere, perché è facile svuotarle, ma dopo la produzione non va. Allora, insomma, ne ha combinata 2 o 3. Sì, l'hanno preso, perché i svizzeri, l'Omia era una svizzera, era multinazionale, forse la prima al mondo di questi prodotti carbonati del calcio. Prendono il cartellino rosso
sei espulso, basta, qua non metti più piede. E allora abitava a Merano, tutto nelle case della società, cioè, insomma, a Merano non è una bella cittadina. L'ha mandato in Corea, sì, ma sotto una tenda dove dovevano fare questa ricerca ed è rimasto là finché è andato in pensione, che adesso è andato in pensione. L'ingegnere, così è capitato. Dipende solo dalla passione che può avere lui, cioè se vede solo l'Ussotica vai in Ussotica, ma se hai passione della galleria, ecco che manca nella scuola è la parte pratica, non si può fare solo cultura, bisogna insegnare anche a fare qualcosa e questo purtroppo è il male della scuola per me grosso, ma se ha passione di andare in miniera, è il miglior lavoro che c'è.